Allora, inizio con una doverosa premessa e rubo un po' di tempo, perché forse sicuramente molti di voi si domanderanno come mai oggi ci sono io a presentare le liste che sostengono il candidato sindaco senatore. Io che tra l'altro non sono neanche in lista. Semplicemente perché ho accettato l'invito di Maria Teresa dopo aver preso visione domenica scorsa delle liste a sostegno dei vari candidati sindaci presentate per le prossime amministrative di settembre. Da una parte abbiamo un candidato sindaco sostenuto da una sinistra che ha perso la sua parte moderata di centro che si sposta sempre di più a sinistra. Dall'altra parte un candidato sindaco sostenuto da un partito sovranista e populista. Portogallo però tradizionalmente è sempre stato un paese moderato e mi è parso subito chiaro che Maria Teresa possa incarnare questa centralità. A mio modesto parere, Maria Teresa Senatore oggi è il candidato moderato da opporre a due fazioni che tendono sempre più all'estremità. Prima di lasciare la parola ai rappresentanti delle quattro liste sul sostegno, ritengo doveroso però fare un po' di storia, raccontare un po' di verità, raccontare quante difficoltà la sindaca senatore ha dovuto affrontare per governare questi 5 anni, perché fin da subito ci sono stati dei problemi. In primis una grande difficoltà, e subito lì, è stata nell'inserirsi una macchina amministrativa collaudata da anni, adattarsi a stili diversi di modus operandi. Non è stato facile per nessuno, né per il sindaco né per la struttura comunale, ma con la volontà di ambo le parti si è arrivata subito a una proficua collaborazione. Ma il primo vero banco di prova sulla tenuta della maggioranza è stato quando da una parte di essa si è staccata. Il sindaco però ha dimostrato polso fermo e anche se era a rischio la tenuta dell'amministrazione non ha ceduto a nessun compromesso. Altro banco di prova importante è stato quando la minoranza ha cercato di mettere in difficoltà la stessa legislatura usando come scopo politico la vicenda che ha coinvolto il nostro Presidente del Consiglio. Anche in questo caso il sindaco non ha accettato alcun compromesso, ma soprattutto ha riposto una grande attenzione a salvaguardare l'integrità morale dell'uomo, sensibilità che solo pochi altri avrebbero potuto avere. Non vorrei dilungarmi molto nell'elencazione degli ostacoli affrontati, ma ce n'è veramente uno che merita una nota a parte: le dimissioni del vice sindaco, chieste non dalla minoranza per qualche mancanza o per motivazioni politiche, ma dal suo stesso partito che tramite la sua segreteria sovracomunale con vari comunicati stampa voleva porre le condizioni e dettare le indicazioni al sindaco. Ma quale sindaco avrebbe potuto accettare un compromesso del genere? Io personalmente e il mio ex gruppo non abbiamo mai posto condizioni di carico o altro e anche in questo caso ho apprezzato la fermezza del nostro sindaco. E penso che sia proprio questo il momento che un partito di maggioranza che l'aveva indicato come candidato sindaco alle precedenti amministrative si sia allontanato da lei. E ora veniamo a noi, al qui e ora, e allo slogan scelto dalla nostra candidata sindaco senatore. Hashtag parla due fatti. Non è, come potete immaginare, uno slogan scelto a caso. È una piccola frase molto densa di significato che vuole rappresentare in sintesi le opere che sono state realizzate in questi anni, che sono state tante. E io mi soffermerò solo sulle 3 più criticate. La prima su tutte è, a mio parere,
la più importante del recupero dell'expert fosfati. Ecco, credo che questo sia il risultato più grande e importante raccolto da questa amministrazione scelta. Certo, non è stato definito l'uso, ma in attesa di definire l'uso, di concordare progetti, si sono utilizzati 4 milioni e 9 di euro del bando periferie. Io penso che solo un'amministrazione efficiente poteva cogliere questa occasione e togliere dal degrado e valorizzare una parte storica della città. In seguito ci sarà il tempo per risolvere tutte le questioni e ragionare con la comunità in merito al suo utilizzo. Per non parlare poi della rotonda di San Giovanni. Oltre alla messa in sicurezza di un incrocio difficile, vogliamo finalmente ammettere che ha migliorato del netto l'entrata del nostro centro storico. Ora abbiamo un'entrata decorosa. Ultimo tra le 3 opere sicuramente più criticate, ma non ultimo, vorrei parlare del palazzetto polifunzionale di Branicorso. Palazzetto polifunzionale che manca da sempre alla comunità di Portogruaro, aspramente criticato dalla minoranza per la sua posizione, perché pensate distante dal centro urbano 28 km, seppure sia ben servito dalla statale della sua variante. Anche in questa occasione ci è sfruttato un finanziamento agevolato per la sua realizzazione e anche qui i tempi per le proposte erano brevi e si è trovata l'unica area urbanisticamente disponibile. A dire la verità, se avessimo ascoltato la minoranza, avrebbero voluto collocarlo nella già sovraffollata zona di San Nicolò, dove già si trova un polo sportivo, ancora purtroppo senza accesso. Tutti, sempre nelle varie precedenti tornate elettorali, hanno sempre parlato di valorizzare le frazioni. Queste non sono state solo parole, ma sono fatti. Si avrebbe potuto fare ancora qualcosa di più per le frazioni, acquisendo il centro sportivo di Rison, ma una parte della maggioranza ha votato contro, facendo sfumare questa importante occasione di valorizzazione, non solo della struttura stessa, ma per l'intera comunità di Rison. Queste sono le opere che sono state ampiamente identificate, che insieme a tante altre opere sono state eseguite in questi 5 anni e che rappresentano l'attuale amministrazione, che parla con i fatti e non si ferma all'immobilismo delle chiacchiere. Prima di lasciare la parola ai vari rappresentanti, faccio un'ultima battuta sul sindaco Serratana. Lo so, forse anche lei è consapevole che non è un uomo dell'empatia, che molte volte può sembrare non simpatico, che l'aspetto comunicativo va sicuramente migliorato. Ma voi volete un sindaco onnipresente, di facciata? Oserei dire un sindaco da sagre? O un sindaco che lavora 12 ore al giorno, che sappia cogliere le opportunità per il territorio, che sia efficiente e che parli non con le parole ma con i fatti? Beh, io ho già la mia risposta e sono certo che i nostri concittadini converranno con questa idea di sindaco. Scusate se mi sono dilungato nella premessa, lascio ora lo spazio ai vari rappresentanti di lista e ai vari rappresentanti politici. Prima di intervenire è Michele Celechin, coordinatore provinciale di Forza Italia. Sei presente? Sì, bello, mi fate aprire. Posso pensare? Buongiorno a tutti, sono Michele Celechin, sono coordinatore provinciale di Forza Italia e
ciao Teresa, ciao Gigio e ciao a tutti gli amici. E 5 anni fa ho iniziato qui, mi hanno nominato coordinatore provinciale 3 mesi prima che Portogruaro andasse alle elezioni, e ricordo bene i miei primi viaggi in Portogruaro, le prime conoscenze, i primi scambi di idee, e poi siamo arrivati a una lista che contrariamente a qualche aspettativa ha vinto. Ha vinto e ha governato. Qualcuno può dire bene, male o come. Io ho fatto il sindaco, ho fatto l'amministratore comunale fino a pochi anni fa, il consigliere prima, l'assessore, no? Come tutti ci facciamo le campagne elettorali suonando i campanelli e cercando il consenso tra la gente. E mentre altri invece a volte con qualche legge elettorale un po' strana, io la chiamo pornografiche, queste leggi elettorali vengono calate dall'alto, no? E nominati dai partiti in alcuni ruoli, senza cercare il consenso tra le persone, quindi senza cercare, senza ascoltare quello che la gente, il popolo deve dire. Ed è una brutta cosa questa, perché alla fine uno si trova in un ruolo incapace di capire quali sono i problemi da risolvere nel territorio. Questo non capita mai, né a un sindaco, né a un assessore, né a un consigliere comunale. E chi governa una città, come è stata governata Portogruaro per 5 anni, con tutte le difficoltà, qualcuno prima ha descritto, no? Le varie situazioni che capitano, insomma ce ne sono sempre tantissime. E sapete perché ci sono tantissime situazioni che capitano di difficoltà? Su questioni politiche, su questioni tecniche, spesso e volentieri sono individualismi. E sono gli stessi individualismi che hanno portato qualcuno a fare delle scelte diverse nel momento in cui si è fatta una maggioranza, si è governato 5 anni, si è stato fino all'altro ieri nei posti di comando di un comune e poi improvvisamente si sono fatte scelte diverse. Ecco, io vedete faccio un po' fatica a capire chi si muove in maniera diversa nel momento in cui c'è un sindaco uscente che ha governato e ha governato bene. C'è un sindaco uscente che è stato e che è consigliere della città metropolitana, e in questo ruolo ha avuto fiducia anche da parte del sindaco Brugnaro e ha riportato risultati tangibili nel vostro territorio, per far crescere il territorio. Un sindaco che ha governato una città importante come la vostra e che nonostante le difficoltà ha avuto dei risultati importanti tangibili che vuol dire che noi e voi potete constatarli, toccarli con mano. Ecco, io penso che nel periodo in cui siamo non ci si possa improvvisare amministratori fondati su alchimie politiche o su convenienze, perché abbiamo anche le elezioni regionali e forse qualcuno ha ragionato più in virtù di quelle che in virtù di ciò che può capitare e ciò che può valorizzare Portogruaro. E quindi si è mosso a suo modo. Noi siamo stati coerenti fino alla fine. Forza Italia c'è stata in questa maggioranza, c'è stata con i suoi esponenti ed è stata presente e fedele fino alla fine, e lo farà con continuità anche nella prossima legislatura, perché a noi piace essere seri, e questa è la serietà che dobbiamo innanzitutto a chi ha amministrato e governato questa vostra città, ma prima ancora lo dobbiamo ai cittadini che stanno aspettando risposte, che sono preoccupati perché dopodomani iniziano le scuole e non si sa cosa succederà con il Covid, perché sono preoccupati perché molto spesso ci sono delle incertezze di fronte alle quali ognuno di noi deve confrontarsi, e questo confrontarsi con le incertezze non si può improvvisare, non si può mettere di fronte con qualcuno che arriva a un certo momento e dice ma adesso mi metto io ad amministrare un comune, specie in un momento storico come quello che noi stiamo vivendo. Ci vuole esperienza, ci vuole serietà e ci vogliono responsabilità. Sono 3 termini che sono stati perfettamente azzeccati per questa campagna elettorale: serietà, esperienza e responsabilità. Il resto, se poi qualcuno vuole giocare alle palline della politica mettendo i colori di qua o di là nella speranza di racimolare qualche altro voto, è tatticismo, ma non è servizio alla gente, e noi pensiamo che questo sia la cosa principale, il servizio al cittadino. Il servizio al cittadino che non viene detto come eufemismo banale per cui uno dice ma sai, si serve il cittadino. Si serve il cittadino in questo caso lavorando, presentandosi, mettendoci la faccia, andando a richiedere il consenso e andando a confrontarsi con le persone. Questo vuol dire dialogo, questo vuol dire ascolto, questo vuol dire mettersi in discussione per il futuro. Grazie Teresa, grazie per quello che avete fatto, per quello che hai fatto, grazie perché hai avuto, nonostante tutte le difficoltà,
il coraggio e la forza di ripresentarti per Portogruaro. Io sono sicuro che voi tutti, non da stasera ma da mo', insomma, ecco, avrete già cominciato una bella campagna elettorale e sono convinto anche che avrete modo di trovare il giusto consenso tra i cittadini che hanno riconosciuto, al di là delle polemiche, al di là delle cose dette all'interno dei palazzi, la gente sa riconoscere quello che viene fatto e per questo vi premierà. Grazie. Ora chiamo per Fratelli d'Italia l'onorevole Maria Cristina Caretta, commissario provinciale di Venezia. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza qui oggi e un grazie e un saluto al sindaco uscente Maria Teresa Senatore. La ringrazio anch'io perché accetta nuovamente la sfida e noi come Fratelli d'Italia rappresentiamo la novità nella continuità. Noi non c'eravamo prima ma vogliamo essere oggi protagonisti con la nostra linea politica, con le nostre idee, con la nostra progettualità. E io voglio rispondere subito anche alla domanda che ha posto prima. Vogliamo un sindaco di facciata? Vogliamo un sindaco che lavora 12-14 ore al giorno? Beh signori, facciamolo sentire con un applauso. Io francamente voglio un sindaco che lavori 12-14 ore al giorno, come ha fatto Maria Teresa, come ha saputo fare. Io ho avuto l'onore di conoscerla prima ancora che fosse il primo cittadino di Portogruaro e devo dire che ha catturato subito la mia stima per il suo modo di fare, per la sua franchezza, perché mai ti dirà una cosa diversa da quella che pensa e credo che questo sia molto importante. E noi di Fratelli d'Italia ti abbiamo osservato, abbiamo visto come hai lavorato e riteniamo che possiamo essere un valore per questo paese, possiamo dare la nostra progettualità, ma sicuramente saremo una grande squadra, perché credo che amministrare significhi sì grande responsabilità, ma significa anche saper far squadra, saper far fronte poi a tutti quegli attacchi che molte volte vengono fatti ad arte, perché purtroppo la politica è anche questo. Ma credo che se le persone che mettiamo in campo, come abbiamo fatto noi e sicuramente tutte le altre liste che sono qui a sostenerti, hanno messo delle persone competenti, credo che si potrà dimostrare che siamo una grande squadra e sono convinta di una cosa, che noi stiamo correndo tutti con tutte le liste che sostengono il sindaco uscente Maria Teresa Senatore, ma siamo pronti a vincere al primo turno e questa è la sfida, la lancio da donna, la lancio a un sindaco donna e credo che dobbiamo dimostrare che siamo vincenti, dobbiamo dimostrare che tutto il paese di Portogruaro è attorno al sindaco Maria Teresa Senatore, si stringe attorno a questo sindaco che ha lavorato bene e credo che questo potrà essere l'unico segnale chiaro che potremo dare a tutti gli altri che stanno tentando di correre per avere la poltrona da sindaco, perché noi abbiamo dimostrato che Maria Teresa ha lavorato bene e come Fratelli d'Italia vogliamo vincere al primo turno. Grazie e in bocca al lupo a tutti. I rappresentanti istituzionali e cominciamo con i rappresentanti delle liste. Invito Enrico Zanco, capolista di Forza Italia. Grazie a tutti quanti, buonasera a tutti e grazie della vostra partecipazione. Bene, io ero il capogruppo e unico rappresentante di Forza Italia nella maggioranza che ha sostenuto il nostro sindaco e candidato sindaco per le prossime amministrative. Noi cerchiamo, penso almeno, che il nostro operato sia stato coerente, sia stato affidabile e sia stato per il cittadino. Il principio nostro è quello che amministrare vuol dire essere a servizio della gente.
porre al centro del nostro operato la persona e la città. Ecco, questo noi abbiamo sempre portato avanti, questo ho portato avanti io e questo intendiamo continuare a portare avanti. Forza Italia, voi sapete benissimo che è un partito di area moderata e chiediamo a tutti i cittadini di Portogruaro un attimo di attenzione e se ci daranno il consenso senz'altro sapremo ripagarlo. Grazie, buona serata. Grazie Enrico. Chiamo per Fratelli d'Italia Michele Ripani, coordinatore comunale. Grazie Giorgio, grazie a voi tutti per la vostra presenza numerosissima, devo dire. Noi siamo una forza giovane all'interno di questa competizione, non eravamo in Consiglio Comunale, quindi cerchiamo di essere quella gioventù che vuole portare vento nuovo, idee nuove, a rafforzare quello che è un percorso già iniziato 5 anni fa. Un percorso che ha visto diciamo, lasciare il campo a 25 anni di amministrazione di centrosinistra e grazie a Maria Teresa Senatore e a tutto il centrodestra che l'ha sostenuta l'altra volta si è potuto fare questo passo importantissimo per Portogruaro. Basta solo questo per dire a Maria Teresa grazie, perché interrompere 25 anni di amministrazione di sinistra molto spesso con un uomo solo al comando non è facile, non è stato assolutamente facile. Grazie a lei, grazie a tutti quelli che l'hanno sostenuta quella volta, nessuno escluso. E quindi noi come Fratelli d'Italia abbiamo ascoltato in questi 5 anni di ascolto. E per poi fare le nostre scelte, ci siamo riuniti, abbiamo fatto degli incontri, abbiamo partecipato a confronti interni e la strada che abbiamo intrapreso è molto lineare, nel senso che abbiamo esaminato lo scenario politico che c'era, le difficoltà che ha incontrato un sindaco a essere in amministrazione nei primi 2 o 3 anni, credo, perché doveva rendersi conto di quello che era il lascito, l'eredità delle passate amministrazioni, strutturate amministrativamente con gli uffici in funzione di un'amministrazione diversa, quindi destrutturare la pubblica amministrazione per ristrutturarla ci vuole tempo ed è un lavoro sotterraneo di cui nessuno se ne accorge, non si può neanche comunicare più di tanto, perché è un lavoro quotidiano, 12-14 ore al giorno di lavoro che porta a questo. E poi vengono gli altri 2 anni. Gli altri 2 anni, dopo che hai messo in sicurezza alcune partecipate con assestamenti di bilancio, hai ristrutturato i bilanci delle partecipate, hai tolto alcuni mutui che gravavano sul comune, quindi ha messo maggiormente in sicurezza il bilancio, si comincia a pensare al dopo, si comincia a pensare a cosa fare, giustamente. E con gli incontri che abbiamo avuto ci siamo resi conto che ci sono delle idee a lungo termine, dei progetti a lungo termine che fanno parte della nostra storia politica come Fratelli d'Italia. Noi dove c'è visione andiamo a nozze, nel senso che vediamo una visione lunga, vediamo dei progetti di largo respiro per la città che sono magari a 5, a 10, a 15 anni e questo non ci fa tanto piacere. Quindi la scelta di aderire al percorso politico iniziato 5 anni fa e di continuare adesso per noi è stato abbastanza semplice, diciamo, dopo aver analizzato tutto quello che ho detto prima. E noi qui siamo adesso tutto il centrodestra, oggi qui tutti facciamo parte con esperienze diverse, con esperienze familiari, di lavoro diverse, in una coalizione cosiddetta di centrodestra e costituiamo tutti un valore aggiunto. Un centrodestra plurale, democratico, un centrodestra interclassista che sa dare risposte all'operaio, sa dare risposte al datore di lavoro che crea ricchezza e questa è una cosa molto importante nella società. La ricchezza bisogna stimolare a crearla, non trasferirla da chi ce l'ha a chi non ce l'ha, se no si fa un lavoro forse facile però non porta a niente, porta alla povertà di tutti. Anche Portogruaro deve continuare su questa strada, quindi tanti progetti ci sono, ne abbiamo parecchi. Abbiamo avuto la consapevolezza e il piacere di avere riconosciuti i nostri punti, alcune idee programmatiche nel programma comune
per cui siamo ben felici e ben contenti di correre per questa esperienza amministrativa. Questo centrodestra che ho detto prima, con quelle caratteristiche, o è qui o non è, non c'è un altro centrodestra. Il centrodestra oggi è rappresentato qui a Portogruaro, questo lo dico con forza perché non esistono altre varianti. Un centrodestra deve essere plurale, non può essere solo e appannaggio di un solo partito, non è così, se no si chiamerebbe in altro modo. Centrodestra vuol dire mettere assieme le anime della destra, di cui noi orgogliosamente diciamo che ne facciamo parte, perché abbiamo nel nostro DNA la difesa di valori e di ideali che risalgono alla Sacra Bibbia ancora, oserei dire, non sono dell'altro ieri. Insieme a tante esperienze di altri partiti che hanno avuto, di altra gente che ha avuto la loro storia in altri partiti, legittimati fino in fondo a partecipare alla competizione elettorale, tutti insieme facciamo parte del centrodestra. Quindi questo è il messaggio forte da dare alla comunità di Portogruaro, in contrapposizione a chi, mi tocca dirlo, cerca di accreditare questa coalizione come una coalizione spostata da un'altra parte. Io non lo so, casco veramente dalle nuvole, o come diceva Anzalone, dalle nubi. Scusatemi questa battuta, io auguro a Maria Teresa, a lei ma a tutti noi un grande successo, perché ce la possiamo fare. Portogruaro ha bisogno di progetti a lungo termine, deve continuare nell'opera di ammodernamento della città e di rilancio della città. Grazie a tutti. Grazie di ora vedo una giovane candidata nelle liste di Fratelli d'Italia nella Lepore. Buonasera, sono nella Lepore, candidata nella squadra, volevo dire nella lista ma dico nella squadra di Fratelli d'Italia, che nel prossimo appuntamento elettorale del 20-21 settembre ha deciso di sostenere la candidata sindaca uscente Maria Teresa Senatore. Piccola digressione sentimentale. Ricordo che a livello nazionale l'unico partito che ha come leader una donna è proprio Fratelli d'Italia, e forse in linea con questa filosofia di pensiero anche a Portogruaro Fratelli d'Italia sostiene l'unica, ripeto l'unica, candidata donna nelle liste elettorali a sindaco nel 2020, e cioè Maria Teresa Senatore, ripeto. Detto ciò, le ragioni che hanno determinato la decisione da parte di Fratelli d'Italia di sostenere la Senatore sono sostanzialmente due. La prima, io sono molto schematica quando parlo e cerco di essere chiara. La prima è nostra, quindi di Fratelli d'Italia, ferma convinzione alla luce dei fatti e dei dati certificati che in questi giorni io ho letto, che ella abbia amministrato bene, con competenza, concretezza, determinazione contro i venti opposti, senza risparmio di forze. Non le fa difetto neanche la presenza tra i suoi cittadini nei momenti difficili, io l'ho vista. Ci siamo viste. Il momento storico che viviamo è un momento difficile, che non colpevolizza nessuno, ma chiede a ognuno di noi per la sua parte un'assunzione di responsabilità ad amministrare concretamente e con capacità la cosa pubblica. Non lascia spazio né a leggerezze né a show di nessun genere. C'è bisogno di persone capaci, competenti, concrete, in grado di dare le risposte alla comunità, alla cittadina di Portogruaro che si appresteranno ad amministrare. Il secondo elemento o componente che
ha determinato in Fratelli d'Italia la decisione di sostenere la senatore è anche, e io le ho lette tutte, le progettualità presenti nel mandato che volge a termine, in parte terminate, in parte in pieno svolgimento, che rispondono gran parte a quei 15 punti che Fratelli d'Italia aveva presentato e che quindi di conseguenza Fratelli d'Italia sostiene in pieno. Sono punti concreti che chiedono l'urgenza, progettualità concrete, che chiedono l'urgenza di essere convertiti in concretezza, operatività, in grado di dare le risposte, l'assistenza e il conforto che la città di Portogruaro con la sua comunità e le frazioni aspettano da anni. Per fare questo però è necessario garantire una continuità amministrativa per mettere in pratica. Per mettere in pratica le progettualità che ho appena elencato. L'unica garante, ad avviso di Fratelli d'Italia e io personale, ci tengo a dire, perché conosco la Maria Teresa senatore da ancora prima che diventasse sindaco, quindi l'unica garante di questa continuità per poter mettere in atto queste progettualità è Maria Teresa senatore. Ecco, cosa dire? Fratelli d'Italia sosterrà fino in fondo questa candidata sindaca, che poi è nel nostro DNA sostenere le donne, vero o no? Ecco. C'è bisogno però dell'aiuto e del sostegno di ciascun cittadino di Portogruaro. Io mi permetto di dire una piccola cosa. Io sono arrivata a Portogruaro, si sente, 40 anni fa. Mi sono innamorata di questa cittadina che mi ha accolto e la prima cosa che mi ha colpita, le potenzialità che ha in sé questa cittadina. Guardate, Portogruaro ha tutte le carte in ordine e gli elementi per tornare ad essere punto centrale e polo d'attrazione per il Veneto orientale. Ma occorre l'aiuto di tutti, sotto tutti i punti di vista e sotto tutti i profili. Non ho altro da dire, grazie. Vediamo se sono qui funzionato, ma no, non funziona. Bene, siamo arrivati all'ultima rappresentante delle liste. Ringrazio tutti gli intervenuti che sono stati nei tempi previsti, perché poi alla fine dobbiamo ascoltare il nostro candidato sindaco ed è quindi che lo stiamo aspettando. Invito per le liste Liberi Insieme il senatore sindaco Bertina Bravo, attuale assessore al bilancio del comune di Portogruaro. È il bello della diretta.
Ah sì, adesso. Beh, Solo un minuto. allora, parlano i fatti, questo è il nostro slogan, insieme per dare continuità ai risultati. Abbiamo avviato un percorso di cambiamento fatto di poche parole, ma tanti fatti, intendiamo proseguirlo insieme. Le due liste civiche, con quelle dei partiti nazionali di Forza Italia e Fratelli d'Italia, sono la squadra che sostiene la candidatura di Maria Teresa Senatore, sindaco di Portogruaro, che ha governato la città dell'Emene negli ultimi 5 anni. Una squadra costruita su solidi principi. Il primo è la coerenza rispetto alle scelte politiche e amministrative intraprese in questi anni. La seconda è la volontà di dare continuità ai risultati maturati grazie a tali scelte. In 5 anni è stato cambiato passo per ciò che riguarda le opere pubbliche e la viabilità in tutto il territorio comunale, investendo 895.000 euro per riqualificare l'illuminazione pubblica, 450.000 euro per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, piste ciclabili. Abbiamo creato attraversamenti pedonali più sicuri e illuminati, collegato dopo 40 anni su Maga con il centro di Portogruaro, realizzato in sinergia con gli enti superiori opere strategiche come la rotatoria di Lubugnana e gettato le basi per mettere finalmente in sicurezza l'incrocio tra via Fornace e via Mezzatorre d'Alvea. Senza dimenticare uno dei nostri simboli, la Persosfatti. Sembrava destinata al degrado e invece insieme a Città Metropolitana siamo riusciti a finanziare con 4.900.000 euro di fondi statali del bando periferie un progetto che riporterà a una nuova vita. Un cenno particolare alla realizzazione che avverrà a breve della rotatoria in località Lison, all'atto di indirizzo per la realizzazione della derivazione di via Campeio sulla rotonda degli Alpini e a quanto già fatto che dovrà essere completato per l'eliminazione della rotonda di via Antinori. Ma l'attività dell'amministrazione, senatore, ovviamente, non si è limitata alle opere pubbliche. Sono stati incrementati gli investimenti nella sicurezza, con oltre 500.000 euro spesi per riqualificare e ammodernare il servizio di polizia locale. Per la cultura abbiamo portato a casa con Città Metropolitana il rinnovo fino al 2022 della Convenzione per la Fondazione Santa Cecilia. Sono stati investiti 390.000 euro per la costruzione della nuova galleria del teatro. Per le scuole gli investimenti di questi 5 anni di mandato sono stati di 2.500.000 euro. Interventi straordinari di messa a norma, miglioramento sismico e riqualificazione energetica. Sono state ridotte le tariffe dei servizi scolastici. Per lo sport, cito gli interventi della piscina comunale e il palasport di Pradipozzo, di fatto 2 nuove infrastrutture sportive consegnate alla città. Il tutto realizzato con una gestione accorta delle risorse, accortezza che ci ha permesso di ridurre di oltre il 40% l'indebitamento del Comune. Risultati che incoraggiano una visione ottimista. Risultati che incoraggiano una visione ottimistica del futuro di Portogruaro. In questo difficile periodo post-Covid sono stati attivati vantaggi fiscali per le attività produttive, servizi di sostegno alle famiglie deboli, contributi alle società sportive più penalizzate. Pensiamo che gli ingredienti per una ripartenza ci siano tutti. Possiamo contare sull'efficienza dei nostri servizi sociali, con riferimento non solo per la nostra comunità, ma per tutto il Veneto orientale, sulle tante eccellenze che esprime il nostro territorio e in generale sulla bellezza che contraddistingue la nostra città, dal centro alle frazioni. Portogruaro è uno scrigno che deve ora aprirsi verso l'esterno. Sarà questo il salto di qualità che punteremo a compiere nei prossimi 5 anni. Dopo aver lavorato per cambiare il modo di amministrare, cercando di rappresentare la città in tutte le sue componenti, senza privilegi solo per alcune, ora ci aspetta il compito di consolidare i rapporti già avviati,
in questi anni con la città metropolitana, con Regione e con tutti gli altri comuni del popolo gurarese, investendo in settori strategici come turismo, sanità, scuola e istruzione. Rafforzeremo ulteriormente la posizione di Portogruaro nel mandamento nel territorio regionale, sia in termini politici e istituzionali, ma soprattutto di qualità di vita, che è poi ciò che cercano i cittadini. Questa è la principale linea guida del nostro programma, da attuare senza proclamare rivoluzioni, ma con il buon senso di cambiamenti concreti realizzati a piccoli passi, come fatto in questi anni, con una visione però a lungo termine. Le persone e non la gente vogliamo ascoltare la voce di ognuno per arricchire la nostra visione di quanti più suggestioni possibili. E ognuno lavoro, ma siamo una squadra affiatata, carica e pronta a farlo. Adesso invito con un grande applauso il nostro candidato sindaco. Intanto grazie per essere qui con me. Io stasera ho scoperto una cosa. Ho scoperto che la normalità dell'azione, che per noi squadra di governo in questi 5 anni era proprio veramente la normalità dell'azione. Quindi lavorare a questa base di 12 ore al giorno non è normale. Ho scoperto, da quanto è stato detto, che si può fare il sindaco anche in altro modo. Ho scoperto che si può fare il sindaco anche andando ad offrire spritz al bar. Ho scoperto che si può fare il sindaco stando meno ore in studio. Per noi è stato diverso. E dico noi, non dico solo per me, perché la squadra, le persone che mi hanno accompagnato in questi 5 anni e che non ho mai cambiato, perché sono stati sempre gli stessi gli assessori, hanno deciso che quello si doveva fare, che per la nostra Portogruaro, per la nostra città, è indispensabile lavorare anche 10-12 ore al giorno, ma non l'abbiamo vissuto come un lavoro, l'abbiamo vissuto come un metodo, come qualcosa che ci era piacevole continuare a fare, e questo continueremo a fare. Prima mi hanno chiesto quali saranno i primi atti che farò nei 100 giorni, perché noi abbiamo aspettato che vinceremo al primo turno. Io sono certa sarà così, perché se qualcuno gioca per arrivare secondo, quel qualcuno ha già perso. Noi stiamo giocando per, anzi no, non stiamo giocando perché nessuno di noi gioca. Noi siamo qui per arrivare primi, i secondi sono sempre i secondi. Noi lavoriamo per arrivare. Perché? Perché vogliamo essere in municipio a scaldare la sede del sindaco? Perché vogliamo diventare assessori per un titolo onorifico? No, non è così. Noi vogliamo arrivare ai primi perché nel 1963 una persona ha detto I have a dream, ma noi abbiamo un sogno e ce l'abbiamo, forse diverso da quello di Martin Luther King, ma il nostro è un sogno concreto e vivo che ciascuno di noi vive, è il sogno della nostra città. Noi sappiamo abbiamo vista nel dettaglio qual è la nostra città, abbiamo sentito le persone, non la gente, perché noi conosciamo le persone, noi conosciamo la singola persona che ci ha esposto i suoi bisogni, la singola persona che è venuta da noi a parlare, noi siamo andati da loro a parlare. Non abbiamo bisogno di incontrare la gente, noi incontriamo ciascuno, perché ciascuna persona è importante, non
descriverlo in inglese, I have a dream, oppure in italiano io ho un sogno, oppure in dialetto mi spero che ho un sogno, ditelo come volete, però il nostro sogno è un Gruaro grande, a misura della gente, nella quale le persone si trovino bene, nella quale ciascuna persona trovi il suo spazio secondo il suo personale talento, perché ciascuno di noi è diverso. Ciascuno di noi deve trovare uno spazio nel quale sapersi esprimere. Quindi torniamo a quanto mi hanno chiesto prima in un'intervista televisiva e mi hanno detto cosa faranno in questi 100 giorni. E io ho guardato in avanti. Allora io vi ho detto, vi dirò adesso quanto ho già fatto per i prossimi 100 giorni. A breve inizieranno le scuole. Mi sembra ovvio che l'amministrazione debba aver già provveduto ad avviare l'istituzione scolastica. Mi sembra ovvio che la situazione debba essere già sotto controllo. Quindi nei prossimi 100 giorni io non andrò a fare scelte rispetto all'avvio della scuola, perché la scuola sarà già in sicurezza, la scuola avrà già gli spazi adeguati, le insegnanti saranno di inaugurazione dei Sageri in ospedale ha confermato che l'ospedale non si tocca. Ebbene, questa è una grandissima rassicurazione, anzi permettetemi di fare un ringraziamento e un applauso al nostro Presidente Zaia. Si è dimostrato
che oggi si possa dire assolutamente che qui c'è il nostro centrodestra, qui c'è la realtà rappresentata anche della filiera con Regione Veneto. Si è citato poi anche l'argomento di città metropolitana, è stato detto che io sono consigliere delegato di Luigi Brugnaro che ha voluto essere vicino a me, con il quale c'è anche un rapporto particolare. E lei c'è un'altra filiera, le filiere servono, noi abbiamo bisogno del collegamento con gli enti superiori per costruire di più, perché nella realizzazione della filiera siamo certi che Portogruaro avrà tante opportunità. Mi hanno detto anche cosa sarà nei prossimi 100 giorni. Abbiamo un problema, lo sapete benissimo voi, io ti sto dicendo che sono lieta per i paesi del litorale che possano godere di un'altra giornata di sole, ma sono ulteriormente lieta perché oggi non siamo preoccupati del rischio idraulico. Io a casa ho un paio di stivali gialli, sempre pronti, perché quando sì, sono gialli, lo comprai anche tutti. Qualcuno ha il ferro, bene, sono pronti. Stivali antinfortunistici con la punta in ferro. Gialli, stivali antinfortunistici con la punta in ferro per andare fuori, così nessuno mi fotografo con gli stivali inadeguati. Bene, quegli stivali sono sempre pronti, perché da noi, quando poco si muove il tempo, o quando mi arriva la segnalazione di protezione civile, la prima cosa che faccio è telefonare al comandante di polizia locale o al coordinatore Luca Villota di protezione civile, perché qui dobbiamo stare veramente molto attenti. Quindi una delle prime cose che farò è far partire immediatamente il completamento dell'opera di tombinamento del ronchi esterno lungo via Villa Storta, con una valutazione con il consorzio di bonifica di quanto quell'opera vada a migliorare la sicurezza idraulica di quell'area, perché la zona di Portogruaro che è maggiormente interessata da questi problemi è quella di zona, senza nulla togliere comunque, questo per dirvi che l'argomento è stato approfondito molte volte, senza nulla togliere ai problemi di Traditoso, ai problemi di Sumana, di tutte le aree che in qualche modo sono soggette a problemi di esondazione. Noi abbiamo una grande fortuna a Portogruaro di avere una città molto verde, una città bella, una città con dei fiumi eccezionali, che però è il luogo di scolo delle acque che ci arrivano dal Friuli. Belli fiumi, bellissimi, ma dobbiamo imparare ad essere puntuali nel reggimentare. Quindi una delle prime cose che farò sarà far partire proprio principalmente il tombinamento del ronchi esterno su via Villa Storta. Per mia fortuna o sfortuna un progetto preliminare ce l'abbiamo già. Sappiamo anche quanto potrebbe costare, gli importi sono importanti, ma sicuramente all'interno del bilancio questi fondi verranno trovati. Mi hanno detto anche quali grandi progetti intende affrontare. Vogliamo parlare della sistemazione del centro storico? Io me lo vedo a Yellow Dream, un centro storico con tutte le strade che ritornano ad essere in porfido. Togliamo via quell'orribile asfalto che abbiamo in centro, orribile. Una pavimentazione nuova in porfido, delimitato correttamente con un materiale elastico che garantisca il posizionamento dei cubetti in porfido. E perché non pensare anche a una sistemazione dei sottoportici? Perché non pensare a eliminare quell'orribile asfalto che è stato messo negli anni, magari in collaborazione ovviamente con i privati? Perché non pensare a dare vita al nostro centro storico, ai negozi del centro storico, attraverso anche la bellezza dell'ambiente? Perché non basta dire siamo vicini all'intimità del commercio, non basta dire questo, non basta dire vogliamo l'outlet storico, bisogna dire qualcosa di più. Bisogna pensare che le nuove metodiche commerciali sono veramente nuove. Qualcuno dovrà ragionare sull'e-commerce. I negozianti del centro con i quali dovremmo raffrontarci e con i quali dovremmo parlare
dovranno in qualche modo confrontarsi con noi anche su una proposta diversa dell'offerta commerciale del centro. E poi, perché non ragionare in termini di green anche sui trasporti? Perché non pensare ad un collegamento con le frazioni o anche per arrivare in centro storico con mezzi elettrici? Perché non pensare ai bus elettrici? Quindi la visione, agli vedremo, io ho un sogno, vi do un sogno, deve essere qualcosa di concreto, qualcosa che si realizza in azioni puntuali e precise, perché noi a Portogallo siamo belli, simpatici, intelligenti, bravi, pieni di cultura, vedete tutto quello che volete, ma questo è proprio vero, questo è quello che io penso dei portoghesi. Voi siete della grande gente, voi siete persone veramente grandi, persone che hanno costruito la signorilità della nostra città. Voi siete persone che riuscite a trasmettere agli altri l'eleganza del comportamento. Tutte parole che sembrano superate, ma non è così, perché anche io ho incontrato tante persone, anche le persone che vengono a chiedere un sussidio, che sono quelle che veramente sono fatte in difficoltà, perché quando uno arriva a chiedere sta veramente male, piuttosto evitano. Anche le persone che arrivano a chiedere un sussidio lo chiedono con una eleganza, che non significa essere col vestito alla moda, significa avere un abito personale di grande qualità. Voi siete questo, Portogallo è questo, e io sarò veramente orgogliosa di poter servire per altri 5 anni con 10, 12, 13 ore, quello che si fa, quello che potrò, servire per altri 5 anni la nostra magnifica Portogallo, che io onestamente, credetemi, perché voglio tanto bene alla città. Questo me lo sento veramente di dire. Grazie mille. Però vorrei sentire cosa intendi fare e qual è la tua idea per quanto riguarda la cultura. Questo funziona? Funziona? La domanda la ribalto: che cos'è cultura? Ah beh, che cos'è la cultura? La cultura può essere declinata in luoghi, può essere declinata in azioni, può essere declinata in istituzioni, ma la cultura è soprattutto un fluido che pervade la comunità, fluido generato dai luoghi, dalle istituzioni, dai luoghi.
Parliamo quindi dei luoghi. Ci sono luoghi definiti che sono Fondazione Musicale Santa Cecilia, che sono Fondazione Campus, che sono tutte le associazioni culturali che proprio dal loro nome fanno cultura. Bene, per Fondazione Musicale Santa Cecilia ci sembra più che evidente, più che ovvio, e il Festival Internazionale della Musica ce lo dice, che Portogruaro senza Fondazione Musicale Santa Cecilia non sarebbe Portogruaro. Quindi mi sembra ovvio che sistemata la parte legata alla nuova normativa nazionale datata 2015 o 2014-2015 non si debba altro che continuare a sostenere l'attività di Fondazione Musicale Santa Cecilia, sia per quanto attiene la parte musicale, sia per quanto attiene la parte teatrale. Come sostenere? Si sostiene ovviamente con la partecipazione economica, ma si sostiene anche realizzando nuove strutture, nuovi edifici. È appena stata completata la galleria, manca la fossa dell'orchestra, manca la torre scenica, quindi ne abbiamo di lavoro da fare e non è poco, e si fa. Altri luoghi della cultura, parliamo della nostra Fondazione Campus, luogo di eccellenza universitaria che io onestamente auspico possa anche ampliarsi con altre facoltà, se no con altri master o specializzazioni. Ci sono delle nuove visioni culturali che ci si stanno rappresentando. Sarà indispensabile andare ad affrontare anche questi aspetti. Parliamo ad esempio di un ragionamento da farsi con l'industria 4.0, parliamo di un ragionamento da farsi con lo UAB, parliamo di ragionamenti da farsi con le altre istituzioni universitarie, ma la nostra Fondazione Campus deve diventare sempre di più presente nel territorio comunale, sempre più aiutata tra l'altro. Altro luogo della cultura, parliamo del Palazzo Altan Venanzio. Il Palazzo Altan Venanzio ha avuto da parte di questa amministrazione una serie di adeguamenti. Alcune sistemazioni sono state fatte. Il periodo Covid, una per tutti, vi dico che è stato ottenuto un'idoneità statica collegata alla posizione del funzionamento dei mobili, ma forse a voi interesserà poco, non c'era. Centro Altan Venanzio, centro di biblioteca, museo da Bussolo, realizzato da noi, messo all'interno da noi, che deve diventare sempre più utilizzato, sempre più promosso all'esterno, anche attraverso delle azioni abbastanza semplici. Voi sapete che, anzi non lo sapete perché abbiamo provato in tutto l'altro ieri, quindi potete saperlo, che un nostro quadro del Russolo verrà prestato ad un altro museo per una mostra importantissima sul nostro concittadino. E questi sono contatti che bisogna implementare, aumentare e continuare a promuovere. Portogruaro si promuove non solo dicendo che siamo bravi, ma portando parti di noi in altri luoghi. In altri luoghi si dirà questo è di Portogruaro, rapporto con grandi musei, rapporto con grandi istituzioni. Sempre nel discorso del rapporto con grandi istituzioni, tornando un attimo alla Fondazione Musicale Santa Cecilia, dobbiamo continuare nella collaborazione con la Fenice. La collaborazione con la Fenice è iniziata, ma bisogna continuare, non basta. Noi possiamo essere bravi tanto quanto, e sono sicura che si sia bravi tanto quanto, ma la Fenice è un nome diverso. Noi dobbiamo, perdonatemi il termine, utilizzare, è sbagliato il termine, passatemelo, utilizzare il rapporto con la Fenice per dire che anche il Portogruaro c'è, che siamo bravi, che abbiamo delle eccellenze anche a Portogruaro. Luoghi della cultura, associazioni culturali, associazioni che fanno arte, e queste sono nel tessuto di Portogruaro sono assolutamente importantissime e vanno supportate attraverso gli strumenti della pubblica amministrazione che a me dicono che è un po' forzato la burocrazia, forse sarà anche vero,
può darsi di sì. A me dicono che ho tentato un po', sgrimaldare è sbagliato, no? Come si dice? Quando cominci a... no, sgrimaldare è sbagliato. Comunque usare il grimaldello per entrare nella... se qualcuno ha il termine giusto magari me lo passi. Usare il grimaldello per entrare nei metodi della burocrazia. Io sono convinta che la burocrazia sia uno strumento importante perché ti dà delle regole, però non devono essere le regole che guidano gli amministratori, devono essere gli amministratori che, coscienti di come sono le regole, le utilizzano nelle singole potenzialità. Mi dicono che ho fatto questo, sono anche contenta che mi dicano che abbia, lo poniamo oggi, sgrimaldato la burocrazia, poniamo oggi questo termine, che abbia sgrimaldato la burocrazia, perché non deve essere la burocrazia a guidare la visione, deve essere la burocrazia al servizio. Quindi tornando al discorso della burocrazia, attraverso i metodi burocratici le associazioni culturali sono state tutte sostenute, tipo contributi, con la possibilità di organizzare mostre. Ad esempio c'è stata una bellissima mostra qui in Parco di Villa Comunale. Quindi tutti queste presenze dell'amministrazione comunale nella cultura di Portogallo servono a fare in modo che la cultura venga supportata. Vogliamo parlare dello Space Mazzini? È stato fatto da noi. Lo Space Mazzini a Lugnana, e abbiamo subito critiche di tutti i tipi. Lo Space Mazzini a Lugnana ha contribuito a dire che la cultura non è patrimonio di pochi scelti, è patrimonio dell'intero territorio. Anzi, a me spiace quando parlano di centro e di frazioni, perché Portogallo è una sola, con delle varie zone nelle quali abitano le persone. Alcune zone hanno dei nomi di frazioni, ma ci sono anche altre di zone. E Portogallo è una sola realtà, un solo corpo, una sola espressione di se stessa, che deve essere in ogni luogo, avere delle presenze in ogni luogo dei vari aspetti, quindi di cultura, di istruzione, eccetera. Altri luoghi di cultura, parliamo delle scuole? Le scuole mi sono sempre state molto a cuore, anche per ovvi motivi. Io ho un debole per gli insegnanti, per i bambini, ho una sorta di simpatia nei loro confronti, che forse anche un po' di più di una simpatia. Quando vengono a rappresentare un problema, a noi è sempre sembrato ovvio che fosse un problema nostro. E quindi nei luoghi scolastici, e in particolare anche nelle palestre, devono essere proposte attività culturali, l'interazione con i giovani. Sono i giovani che ti danno l'idea di cosa stiamo vivendo, sono i giovani che ci dicono: attento, sei fuori tempo, attento, sei troppo vecchio, attento, non hai capito. Solo loro ce lo dicono, sono loro che ci dicono che dobbiamo adeguarci nel metodo, dobbiamo essere pronti a rispondere a quanto ci dicono, perché se non rispondiamo ci scappano, ci sfuggono, non stanno più qua. Dico, se ci scappano, ma non perché vanno via, ma perché non riusciamo più a parlare con loro. Scappare non significa andare in un altro paese, significa non avere più lo stesso linguaggio, e questo è un problema, non avere lo stesso linguaggio. Dobbiamo trovare un modo per capirci, un modo per usare parole, semplici o complesse che siano, ma che ci creino un ponte tra uno e l'altro, in particolare con i giovani. Io non voglio che i nostri ragazzi vadano all'estero a lavorare, voglio che restino qua, anche per... Io vi faccio un esempio, io e Vedrino. Il mio sogno sarebbe, sapete quale? Sarebbe che qui, in questo spazio, fosse pieno di ragazzi che si siedono, studiano insieme, hanno luoghi di aggregazione, discutono. Michele ha detto un campus, io non voglio dire di arrivare a un campus, però immaginate che bello sarebbe avere qui ragazzi che si confrontano
su aspetti di quella vecchia cosa purtroppo trascurata che si chiama filosofia. Una volta noi discutevamo di filosofia, ci si arrabbiava sulla filosofia, si avevano opinioni diverse rispetto ai vari filosofi. Ora non si fa più. A me piacerebbe tanto avere dei ragazzi che si fermino qui a discutere di filosofia, di matematica, di storia, anche dei amorosi, insomma, diciamo, se va benissimo, ma che si trovino qui a Portogruaro, qui o all'altro parco, a Lugnana, ma che si trovino i ragazzi, che abbiano la volontà di guardarsi, non di confrontarsi, non serve confrontarsi, ma di guardarsi. Sapete che vantaggio ha queste mascherine? Io ho scoperto che queste mascherine hanno due vantaggi. Il primo, che voi maschietti guardate bene gli occhi delle donne. È difficile che gli occhi mimetizzino. È difficile che gli occhi nascondano. È difficile che gli occhi mimetizzino. È più difficile non cogliere la bugia. Quindi il Covid ha avuto anche i suoi aspetti positivi. Insomma, vabbè, tanto per essere positivi. Le mascherine ci aiutano a capirci meglio, ci aiutano innanzitutto a dire che siamo rispettosi l'uno dell'altro e soprattutto ci aiutano a guardarci negli occhi, cosa che è un po' difficile fare. Io mi scuso, ho un linguaggio veramente molto da donna, ho un linguaggio poco anche politico, però ragazzi, io sono questa, è difficile. Compagnia bella, però il fatto che stiamo pagando una patrimoniale su questa patrimoniale dovrebbe essere al minimo per poter far sì che le imprese possano investire, perché per essere invogliate ad investire, quindi anche per dire costruire case o altre cose, bisogna dire anche dopo sì, una volta qualcuno devono pagare solo che tasse, o una volta che non so se mi sono spiegato il concetto. E questi anche i ragazzi nostri che studiano qua, per poter esprimere poi quello che hanno imparato ci devono essere aziende, insomma, e le aziende devono essere un po' sostenute, nel senso anche quando arrivano dei investimenti, o meglio, dei fondi statali o di altro genere, bisogna cercare di utilizzarli sul posto, perché d'accordo che ci sono delle regole che bisogna rispettare, ma insomma qualche volta si può anche vedere di rispettarle utilizzando però le imprese locali. Questo volevo dire, perché penso che sia importante che il tessuto nostro, che qui scolastico, ragazzi che imparano, possano esprimere poi sul posto quello che hanno imparato. Grazie. Che non è di competenza dell'amministrazione, sono cose che devono gestire di un altro ambito e penso che quanti ne siamo a conoscenza. Io penso che se non ci sono altre domande, ritengo che l'ora sia anche andata a conclusione di quello che avevamo previsto. Vi ringrazio personalmente di essere stati pazienti. Ascoltarci, soprattutto per sostenere la candidatura a Maria Teresa Senatore per le prossime amministrative. Chiudo con un invito: distinguetevi con una campagna sobria, con parole sobrie, e dite soprattutto quello che volete fare per distinguersi dagli altri. Grazie.